polemiche sull'autovelox della statale 47 per il sindaco di Pove è poco visibile. Multe alla Movida per il consigliere Vernillo è la scelta sbagliata, solo propaganda della Pavan. L'iter per il Tribunale di Bassano procede spedito, presentato il disegno di legge al Senato. Incendio in un appartamento a Marchesane, le fiamme hanno avvolto la cucina, 3 persone in ospedale. Dopo l'incendio all'impianto di biomassa, il Comitato del No ribadisce servono più controlli. Ultime ore di campagna elettorale, da Rossano Veneto a 9, parola ai candidati sindaci. Torna il win-win a Rosà, il più grande torneo interaziendale al mondo, boom di iscritti e tanta solidarietà. L'aiuola cancellata a San Martino di Lupari diventa un caso politico e non si placano le polemiche. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TG Bassano. Lo avete visto dai nostri titoli, continuano le polemiche sull'autovelox della statale Valsugana che a Romano Dezzelino sta dando origine a una vera e propria pioggia di multe. Bene, il sindaco di Pove del Grappa dice che l'autovelox è poco visibile. Un autovelox dalle uova d'oro, o meglio, dalle multe. Sanzioni per circa €500.000, quelle registrate nel 2022 dall'autovelox sulla statale 47 a Romano Dezzelino. Registri alla mano, i conti sono stati presentati all'ultimo consiglio dell'Unione Montana del Bassanese, creando un'animata discussione interna. Posta l'attenzione da alcuni sindaci del territorio su quello che potrebbe sembrare a volte un confine sottile tra entrate amministrative e sicurezza stradale, ma soprattutto sulla posizione dell'autovelox di Romano, ricordiamo in regola, posto dietro la cavalcavia e quindi, secondo alcuni consiglieri dell'Unione, poco visibile. Ho semplicemente detto che l'autovelox non si vede e quindi tanti purtroppo ci cadono dentro e se ne accorgono o in ultima o proprio non se ne accorgono. Insomma, i numeri parlano chiaro perché le multe sono tantissime. E probabilmente a mio avviso troppe, perché effettivamente le frenate che si vedono nel tratto dell'autovelox e la quantità di multe, di contravvenzioni che stanno facendo, evidentemente deve destare un po' il dubbio che l'autovelox non sia posizionato in maniera corretta per fare prevenzione. Multe che arrivano intestate all'Unione Montana senza che Romano Dezzelino abbia conferito la funzione di polizia locale. E qui un'altra presunta ambiguità sottolineata dalle parole del sindaco di Pove del Grappa trascritte nel verbale della riunione. Una dinamica questa parecchio complicata dal fatto che la polizia locale è al momento solo in convenzione con il comune di Romano, che sta decidendo se entrare o meno nel servizio. Mi aspetto, come ha detto appunto Bontolini molto intelligentemente, che sistemino questo autovelox, che lo rendano visibile e che la prevenzione sia l'arma principe di questo autovelox. Non solo multe sulla statale, ma multe anche alla Movida in città. Per il consigliere Angelo Vernillo la scelta dell'amministrazione comunale è sbagliata. L'amministrazione comunale decide di aumentare a €500 la sanzione per chi viola il divieto di diffondere musica nella fascia oraria compresa tra le 23:30 e le 9 del mattino. Dopo questa scelta, a fare rumore sono però le polemiche in città, perché è scoppiato l'ennesimo caso politico. A tuonare, tanto per restare in tema, è il consigliere Angelo Vernillo, che non risparmia critiche al sindaco Elena Pavan. Questa non è la strada giusta perché non funziona a inasprire le multe, non funziona in nessun caso. È l'ennesimo spot, le ennesime 2 righe che questa amministrazione fa. Ormai siamo abituati ai proclami e alle cose che non hanno alcun tipo di risultato. Il patto civico, apprezzato anche dai gestori dei locali bassanesi, era una soluzione promossa dall'amministrazione precedente, che tuttavia non è stata portata avanti. In sostanza si veniva a creare una cooperazione tra comune, forze dell'ordine, comitato di quartiere ed esercenti nell'impiegare personale per servizi di vigilanza. Questa amministrazione che si è presentata col si cambia, ma che non è in grado di cambiare niente, di fare niente di nuovo, quando si trova davanti delle cose che sono oggettivamente positive, ma che arrivano dall'amministrazione precedente, l'amministrazione Poletto, Vernillo, Campagnolo,
non le vuole fare per motivi semplicemente politici, perché devono dimostrare di essere più bravi, quando in realtà non lo sono. Ma abbiamo visto esempi eclatanti. Io credo che se avessero potuto non avrebbero neanche inaugurato il Ponte Vecchio, perché non l'hanno fatto loro, ma l'hanno fatto perché un elemento così positivo come il Ponte Vecchio non potevano non inaugurarlo. Ma su tutte le cose, vogliamo parlare dei campi sportivi di Quartiere Pre, vogliamo parlare della Casa della Musica, vogliamo parlare di tutte le attività che erano state avviate, che sono state poi bloccate per poi magari essere rifinanziate sotto altro nome. Ecco, noi non abbiamo fatto polemica su ogni cosa, ma quando poi adesso, come sul patto civico, si va a dire che il patto civico era solo uno sconto sul piatto attici, non è accettabile. Arrivano notizie importanti che riguardano il Tribunale della Pedemontana, perché l'iter per la nascita del nuovo tribunale si arricchisce di un altro fondamentale tassello, un tassello che non ha colori politici ma che rappresenta la battaglia di un territorio, perché il disegno di legge è stato presentato oggi al Senato dalla Lega, Fratelli d'Italia, UDC, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Un disegno di legge che mette nero su bianco la volontà espressa da un territorio, quello della Pedemontana, che rivuole il suo tribunale con sede a Bassano, destinato ad avere competenza territoriale, lo ricordiamo, su 72 comuni delle province di Vicenza, Padova e Treviso, per un totale di oltre 500.000 di abitanti. Si tratterebbe dell'8° Tribunale del Veneto, un disegno di legge che, lo ricordiamo, trova l'appoggio anche dei comuni della regione, delle associazioni di categoria e appunto anche del governo. Adesso spazio alla cronaca. Incendio questa mattina in un appartamento a Marchesane, le fiamme hanno avvolto la cucina, 3 persone sono finite in ospedale. Momenti di paura con 3 persone finite in ospedale, tra cui anche un bambino piccolo, per un incendio scoppiato questa mattina poco prima delle 10:30 in questa palazzina in strada Rolandi a Marchesane di Bassano. Il rogo è divampato all'interno di questo appartamento al piano terra. Con ogni probabilità le fiamme sono partite dalla cappa della cucina, estendendosi poi velocemente anche al resto dei pensili. Fiamme e fumo, soprattutto tanto fumo che si è propagato in pochi minuti, avvolgendo tutto l'appartamento e anche il vanoscale. In casa al momento dell'incendio c'erano una giovane mamma di 23 anni e il suo bimbo di appena 10 mesi. I 2 sono rimasti intossicati e per questo sono stati presi in cura dal personale del SUEM 118 e portati in ospedale. È finita al San Bassiano anche una terza persona, l'inquilino di un altro appartamento che ha respirato del fumo, rimanendo pure lui intossicato. In strada Rolandi sono giunti i vigili del fuoco di Bassano che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la palazzina. Sul posto anche i carabinieri. Restiamo a parlare di incendi e torniamo a Nove. Dopo le fiamme all'impianto di biomassa abbiamo ascoltato la voce del comitato del no che richiede maggiore sicurezza e più controlli. Fumo, fiamme, ma soprattutto tanta paura. Erano le 7:18 quando ieri a Nove il fuoco ha avvolto parte dell'impianto a biomassa di Via Nodari. Un incendio quasi da subito controllato e poi spento dai vigili del fuoco. Ad inviare le immagini alla redazione di Rete Veneta i membri del comitato No Biomassa Nove, che dopo quasi 10 anni di battaglie continuano a monitorare l'impianto. Questa è proprio la dimostrazione che quell'impianto non doveva assolutamente essere autorizzato in un'area abitata a pochi metri dalle abitazioni e oltretutto noi eravamo preoccupati per gli inquinanti, quindi quelli emessi in atmosfera dal fumo, da tutte quante le particelle che escono, e adesso siamo ancora di più preoccupati perché abbiamo visto quello che può succedere. Un impianto dalla discordia, quello di Nove, realizzato nel 2016 e da sempre contestato dai cittadini a suon di firme e proteste, e che in vista delle vicine elezioni comunali riportano a galla le loro preoccupazioni. Noi chiediamo che vengano fatti i controlli, cosa che fino adesso non è stata fatta, e chiediamo anche alle autorità competenti, quindi all'ASL, all'ARPAV, che si muovano, perché quello è un impianto che purtroppo è dannoso per la salute di tutti quanti. Ci sono delle prescrizioni, quindi chiediamo che l'amministrazione futura si dia da fare per affinché vengano fatti i controlli, ma anche che le autorità si muovano e che ci sia anche un controllo dai vigili del fuoco per appurare che l'impianto sia a norma.
Ancora cronaca, i carabinieri di Thiene hanno arrestato in flagranza un ricettatore di origine serba trovato in possesso di 12 biciclette del valore di oltre 50.000 euro, già pronte con ogni probabilità per essere trasportate all'estero. L'uomo è stato fermato a Fara Vicentino, i due complici sono riusciti invece a fuggire. Adesso voltiamo pagina perché manca davvero poco alla 94esima adunata degli alpini a Udine e le nostre penne nere stanno già partendo. Con l'alzabandiera e l'inno di Mameli prende ufficialmente il via la 94esima adunata nazionale per gli alpini del gruppo di Rossano. Questa mattina all'alba gli ultimi preparativi, il camion carico con tutto ciò che serve per la preparazione dell'accampamento a Udine, la città che quest'anno ospita la grande adunata delle penne nere. Un appuntamento che entra nel vivo. Dal Bassanese partiranno 2.500 alpini delle 3 sezioni del territorio. Oggi le prime partenze, ma gli alpini che raggiungeranno Udine si metteranno in viaggio anche nei prossimi giorni. Come sempre la dunata diventa l'occasione per ritrovare qualche vecchio commilitone, gli alpini dei gruppi gemellati, per poi gustare il lungo sfilamento della domenica, il momento clou della manifestazione. Come sempre ci saremo anche noi per una serie di dirette, servizi ed edizioni straordinarie per raccontare questo imperdibile appuntamento. Domenica Rete Veneta sarà in diretta da Udine a partire dalle 7:30 del mattino per portare nelle vostre case tutte le fasi dell'ammassamento e della sfilata fino a sera. Ultime ore di campagna elettorale, quindi spazio adesso alla politica, alle elezioni amministrative. Ascoltiamo il candidato sindaco uscente di Enego, Ivo Boscardin. I cittadini di Enego si preparano all'appuntamento con le urne per l'elezione del sindaco. In corsa si presenta anche il primo cittadino uscente, Ivo Boscardin, che punta sulla continuità d'amministrazione per completare le tante opere in progetto. Tante sono ancora da fare, perché questo è il problema. Ci sono ancora tante cose da fare che rendono anche, che fanno sì che quello che è stato fatto fino adesso trovi una sua conclusione logica, una sua collocazione all'interno di quel progetto che abbiamo pensato. Le priorità sono chiare e spaziano dalla sistemazione dei sentieri fino alle asfaltature, passando per la riqualificazione dell'ex asilo di Fosse. Ma c'è tanto altro nel programma della lista Un futuro per Enego. La piazza c'è la necessità di rifare la pavimentazione perché purtroppo i materiali con cui è stata costruita sono ammalorati. Questo verrà fatto con i fondi di confine che serviranno anche per fare qualcosa a cui tutti teniamo da tanto tempo, ripristinare l'intonaco del municipio. I grandi progetti restano il centro sportivo, progetto già finanziato, e soprattutto la realizzazione del nuovo ecocentro. Adesso ci spostiamo a Rossano Veneto con il candidato sindaco Davide Berton. Dare a Rossano Veneto un futuro diverso, programmato per le prossime generazioni e non fatto da un'amministrazione che ormai è stanca e che vede dei meccanismi incagliati e spesso stantii, ma che siano programmati da una generazione che vuole il bene di Rossano Veneto. Punta a un cambio di passo e alla poltrona di sindaco il candidato Davide Berton, e per i primi 100 giorni della sua eventuale amministrazione l'obiettivo sembra già chiaro. La nostra amministrazione vorrà terminare tutti i cantieri che sono aperti e sbloccare i lavori pubblici che sono incagliati. L'asilo in cui i ragazzi sono stati trasferiti nel 2021 e vedono poche prospettive nel settembre 2023 di entrare nel nuovo asilo. La piazza è ferma da 4 anni, continuiamo a vedere questi lavori, altri cantieri bloccati a Rossano Veneto. Noi vogliamo dare un cambio di passo in questo settore, vogliamo terminare velocemente tutti i lavori che sono stati iniziati. E sul taccuino degli appunti dedicati a una nuova Rossano, Davide Berton punta l'attenzione alla disabilità. Rossano Veneto serve un'attenzione particolare, vera per la disabilità. È un tema che ha lacerato il nostro paese e che ha visto molte divisioni. Quello che io posso dire è che i portatori di handicap, le persone che hanno questa difficoltà, non sono gli unici portatori, ma è una cosa che colpisce anche le famiglie. La vicinanza dell'amministrazione comunale deve essere totale. Il sindaco
deve essere una persona che sta vicino alle famiglie, che è un portatore anche presso gli enti superiori o presso la nostra ULSS di situazioni di disagio. Deve essere un vessillifero che si fa carico di rappresentare quelle che sono le esigenze. Voltiamo pagina, novità importanti per i ragazzi del laboratorio di scrittura creativa a Romano. È stato consegnato ai ragazzi il frutto del loro lavoro. Sono stati prodotti 4 racconti elaborati nel corso del laboratorio di scrittura creativa fantasy, condotto dallo scrittore Demetrio Battaglia nella biblioteca di Romano De Zelino. Grazie a questo progetto 25 ragazzi e ragazze hanno avuto la possibilità di sviluppare nuove competenze di scrittura, abilità nel dialogo e capacità di condivisione, tenendo in considerazione il punto di vista di tutti. L'assessore all'istruzione e alla cultura Franca Meneghetti, fiera dei risultati ottenuti, si congratula con i giovani scrittori per l'impegno e l'entusiasmo posto nel workshop. È uno degli eventi più attesi dell'estate, torna il Win-Win a Rosà, il più grande torneo interaziendale al mondo. L'attesa del piacere è essa stessa piacere, ma il vero entusiasmo inizierà il 16 giugno con la prima serata del Win-Win edizione 2023. Il più grande torneo interaziendale al mondo ospiterà quest'anno 21 aziende che si sfideranno in 14 serate con 62 squadre e 130 partite tra calcio, basket e beach volley. Centro di questo mondo sarà Rosà, ma al centro di tutto ci saranno come sempre la beneficenza e il divertimento. Rosà è orgogliosa che un'azienda di Rosà abbia ideato questa manifestazione che ogni anno cresce, ogni anno riesce a coinvolgere sempre più aziende del nostro territorio. Credo che questo evento portato all'interno di una comunità rosatese sia un evento che tutti se l'aspettano, ma soprattutto un evento di sport, di aggregazione. Un'edizione da record con un vero e proprio boom di nuove adesioni e di un gruppo di volontari in costante crescita. I volontari sono la vera macchina del Win-Win, perché se non ci fossero loro veramente avrebbe tutto un sapore diverso. Quest'anno sono 80 volontari che hanno dato la loro adesione. Mi fa molto piacere che sia aumentato il numero perché vuol dire veramente che loro vengono volentieri, si divertono. Vedremo tanto sport, ma soprattutto tanta qualità nello sport. Grandissima novità del nuovo campo in sintetico e questo sarà un upgrade incredibile. E come detto, spazio sempre e comunque alla solidarietà, con una buona dose di goliardia. Cerchiamo di aiutare ogni anno, di scegliere fra delle associazioni che si occupano principalmente di reinserimento delle persone all'interno della comunità. Creeremo sicuramente dei sondaggi sulle pagine social dei tifosi che urlano di più, dei tifosi più belli, dei giocatori più belli e soprattutto faremo una sorta di telecronaca stile Jalapas Band. Il 14 luglio si saprà chi alzerà al cielo di Rosà i vari trofei, perché chi ha vinto lo sappiamo già, ha vinto come sempre chi fa del bene. E adesso vediamo altre brevi notizie dal territorio. Nuovi voucher per i centri estivi di Bassano. Il comune intende formare un albo perché gestisce i centri ricreativi estivi per i bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Uno strumento che potranno consultare le famiglie beneficiarie del voucher per individuare la struttura più adeguata dove iscrivere i propri figli. A partire dal 15 maggio fino al 5 giugno l'amministrazione comunale di Lusiana Conco darà la possibilità di prenotare la consegna a domicilio di massimo 25 quintali di legna di faggio. Possono fare richieste i pensionati, gli invalidi e i capofamiglie impossibilitati. Iniziano le serate della salute nella Sala Nichele a Fontaniva. A partire da domani 3 appuntamenti dedicati alla sanità, ambiente, malattie e donazione del sangue. 3 diversi esperti presenzieranno ciascun incontro. E non si placa a San Martino di Lupari la polemica per il caso dell'aiuola azzerata. Ho presentato questo esposto perché se fosse capitato a qualsiasi altro cittadino di San Martino di Lupari di essere a conoscenza
di quel maldestro intervento di manutenzione del verde, a quest'ora sarebbe già stato sanzionato. Un Oiuola che diventa un caso. Non si placa la polemica a San Martino di Lupari per il taglio degli alberi nella zona verde tra via Vittorio Emanuele e via Casoni. Dopo l'esposto formalizzato dal consigliere comunale Luca De Santi, che descrive il troncamento delle piante come un maldestro intervento di distruzione del verde pubblico, la palla è passata al sindaco Nivo Fior. Ha dichiarato che ha fatto una denuncia contro ignoti, quando ignoti non sono, perché un suo assessore ha dichiarato di essere stato a conoscenza di questo intervento e falsamente dicendo che gli uffici ambiente e lavori pubblici ne erano a conoscenza. Una vicenda che non trova ancora chiarezza, quella della Oiuola sulla rotonda di Casoni. Perentoria invece la richiesta del consigliere comunale De Santi. Noi chiediamo che venga fatta luce perché per rispetto dei cittadini. Qua c'è stato un danno patrimoniale, un danno ambientale e soprattutto dal punto di vista politico credo che un assessore che dichiara un falso sostanzialmente dicendo che gli uffici erano a conoscenza di tutto non abbia la credibilità per andare avanti. E adesso parliamo di un riconoscimento importante per il comune di Borgorico. Il comune di Borgorico vince il prestigioso premio Comune di Eccellenza, destinato alle amministrazioni comunali che si sono distinte per particolari progetti innovativi, e verrà così inserito nel progetto editoriale Comuni Italiani Ambasciatori d'Eccellenza. Il paese dell'Alta Padovana potrà ora concorrere per essere premiato nella top 5 dei comuni d'Italia e ricevere il titolo di Comune Ambasciatore Nazionale. Il comitato, composto da personalità di rilievo della vita pubblica nazionale, ha riconosciuto il valore sociale e inclusivo di Borgorico grazie al suo progetto Baratto Sociale, un'iniziativa tra le più innovative ideate dall'amministrazione. Si tratta di interventi mirati di sostegno economico-finanziario nei confronti di famiglie in difficoltà in cambio di prestazioni d'opera in favore del comune. Vi ricordo l'appuntamento con Focus questa sera in prima serata. Ospiti del nostro direttore Luigi Baccialli saranno Corrado Cortese, Renzo Fogliata, Luciano Fregonese, Laura Pellichiero, Simonetta Rubinato, Diletta Scandiuzzi, Antonella Tocchetto, Alberto Villanova e Andrea Viviani. È davvero tutto, io come sempre vi ringrazio per aver scelto l'informazione di TG Bassano e vi lascio al meteo.